La finale sarà fatta 4 quarti a testa, senza argomento, liberi. Su quali rapper si scanneranno fino a quando uno dei due non cede il microfono, o ovviamente quando supereranno il limite di un tot di minuti che ti dirò quando mi sarò rotto le palle. Ma non solo 10, possono anche andare di più, se spaccano e ci stiamo divertendo li facciamo continuare, se non li blocco. Ok? Se tu non ti diverti, visto che... Ah, dammelo di nuovo. Se tu non ti diverti, mi chiami e li facciamo fermare, va bene? Perfetto. Allora siete pronti per sta finale, Udine? Io? Sì. Dai, tiriamo sulle mani e vediamo che ci siete ancora. Ok? Sì. Non avrei mai pensato di fare quei disabili. Se in finale, adesso credo nei miracoli. Lo sanno tutti che ti manca la voce. Se ci vedo arrivare vi faccio il segno della croce. Adesso parto, altro che disabili, ti creo l'infarto. 10 secondi di paura e il resto della vita in carrozzella sicura. E questo coglione è uscito dal carbone. Infatti i suoi sono piccoli problemi di cuore. E Marino che si stanga i problemi di cuore come quelli del manga. Ok, vado avanti ancora un po' di freestyle, ma sai, chi cazzo è quale MC? Fatto più di Jay-Z. Altro che Jay-Z, tu sei Tupac. Dovresti andare in esilio in Tibet. Dovresti andare a fare le preghiere su beat in Tibet insieme a Brad Pitt. Ok, vediamo che spacca il freestyle. The city is mine come Jay-Z. Ready to die come P.I.G. Vado a sotto sto cazzo di MC. Bravo, conosci il rap americano. Adesso puoi andare più piano. Lo sappiamo che ti sconto. E non mi stai sul cazzo. Sei un coglione, mi stai sotto. Ok, stai sotto, tu stai sotto la botola. Il tuo cervello gira come una brotola. Ti stacco femore e gioco a golf con la tua rotula. Bravo, gioca ancora con la rotula. Ok, non fa rima con botola. Non importa, ok, io ti srotolo. Se mangi ancora un po' sei tu che diventi un botolo. Ok, io mangio quanto mi pare. Non sarà la dimensione quella che indica il fatto di spaccare. E rimango su più. Sotto la cintura c'ho il cazzo, non dal dei bambini. Tanto non puoi vincere. La questione è la misura. Tanto tu perdi a prescindere. Lo sanno tutti che io vinco. E sono come un vulcano in energia nucleare. Io ti scindo. Ok, sei come il vulcano, ma mi sembra una cazzata come soluzione. Io sono il vero vulcano, dopo un'eruzione. Lava, e gira la mia rima come di te salgava. Ok, tu vuoi fare primo, ma io sono più primo di Levi. Vado avanti con i tiri totali, con solo un secondo, vai a caso sulle Ok, ho lo stile e questo mi chiede perdono. Primo Levi l'ha visto e ha scritto se questo è un uomo. Questa gente lo sa, Michelangelo l'ha visto e ha fatto la pietà. Ok, altro se questo è un uomo, se questa è una donna.